Guarda là che ammazza, sta volta che là da parte se... Mamma mia. Dai cazzo, dai, c'è pure perché così bilanciamo le cose nuove, le cose vecchie. Sto male, lo sapete che sto male, state male pure voi, quindi sì, amici bellini, dai ragazzi, senza paura, niente fragili mentalmente, non oggi. Bravo culi! Madonna mia, ma come alluccano gli sicca? Ma so chi la raccomando che stanno alluccando in sta maniera? Che fastidio! Un po' di fazzolettino per gradire perché era tanto tempo che non ne vedevamo e... Vai. No, fuori gioco. Parata di Ospina, ma fuori gioco. Non c'era, parata di Ospina, non c'era. Perché stiamo giocando così tanto a sinistra che McKennie è il più aggressivo e dovremmo sviluppare dall'altra parte dove c'è Chiesa, che insomma è più magari... Madonna, mi se ne chiudo. Koulibaly, buono. Vai Petagnone. Lollo. Kulusè, qua dovresti essere anche ammonito, Cioè, azione pericolosa. Non fa niente, figuriamoci, non fa niente. Mamma mia, proprio col braccio diretto. Mamma mia, ammonizione ma proprio netta. Va bene, ma andiamo avanti. Insigne, mi vuoi far perdere la voce? Dai. Centrale, vabbè. Eccolo, ecco il taglio. Piglialo. Dai, proviamoci più spesso, che quella è la chiave. Col gomito, attaccato al corpo, non ci lamentiamo. Andiamo avanti. Bravo Zielinski! Che spettacolo quando tocchi il pallone. Vieni da Baca. Dai, ce l'hai, mettila. È fornuto campo, di Loretto. Come fa a essere... Mamma mia, Koulibaly! Uè. Ecco, aveva fatto il taglio, vabbè, è buono. Vai Lozano che te ne sei andato. Dico te, dai. È buono. Sì, no, che miracolo! È incredibile! Miracolo di Szczesny, miracolo. Petagna, perché col destro così? Perché col destro c'era tutto il tempo, senza fretta. Bravo Ciucchi. Bravo Mario, non protestare perché è proprio netto. La partita è equilibrata, lo sapete come si risolvono le partite equilibrate? Con una giocata o con un episodio? Dai, direttamente sul rinvio. Dai Zielinski, punta, qualcuno che punta, che si prende la responsabilità. Bravo, pigliate un rigore, non fatto. Non mandare a quel paese l'arbitro, perché attenzione, alle volte sono permalosi. Vedi, se tu ti metti là e spingi così è fallo e ti devi anche stare zitto. Non lo devi mandare a quel paese perché attenzione, a te non succede. Mamma mia, l'arbitro che marca Bakayoko. È il momento di lasciare un like per una partita molto tecnica. No, molto tattica. Bella no, se vi aspettavate dello spettacolo no, ma c'è sempre il secondo tempo. Forza, adesso lasciare i like a terremoto. Pensi proprio Bernardeschi. Guarda, lasciamo perdere. Mi faccio un sandwich. Ma ci rendiamo conto? Proprio per da Bernardeschi che stava partendo sta cosa. È successo. Vai Di Lorenzo che è buono. Non ne pensa proprio. Bravissimo Bakayoko, perché ci stiamo mettendo in questi fazzolettini di faccimma un po' su tutto il campo e qualcuno si deve pigliare il fallo. Bakayoko, questa era pericolosa inutilmente. Diego Demme, aiutaci tu. No. No. Questa cosa va che io, va che tu, no, perché era in ritardo Spina e Manolaz è stata fa male Spina perché lui è fragile fisicamente. Ma come ti fai a dire no? Ti devi vergognare. L'ho preso con la mano, non l'hai fatto apposta. Stai zitto. No, dice no. C'ha da mettere un dubbio all'arbitro quando quello è palese. Ragazzi, vi devo dire una cosa nuova. Non siamo messi bene in campo. Per la prima volta si vede chiaramente. Il primo pressing è strano. Alle volte c'è Demme, alle volte Zielinski, alle volte ci sono lo non siamo messi bene in campo. Stiamo lasciando troppo campo alla Juve e non siamo messi benissimo sul primo pressing. Mario Rui, dai. Dai, è fallo! È fallo su Mario Rui! No. Madonna mia, Carmen. Era fallo di Mario Rui, guardato su Mario Rui. Qua, vedi, lo spinge, lo butta a terra.
No, è chiaro, è chiaro. Ma perché se non era così era con lì, chiaramente sì. Che vi ho detto su un episodio. Calcio d'angolo. Se non era svirgolato, era un calcio d'angolo, è stato un rimpallo. Va bene, ce lo siamo meritati perché ci siamo abbassati troppo. Bravo Lozano, dai, dai, dai. Oh! E ancora Valeri che marca, i nostri. Ti devi spostare dalla linea della palla. Momento di affanno. Così. Dai Ciro, vediamo se ce l'hai stasera. Che è successo? Che è successo là? Magari non è successo niente, ma cosa è successo? Perché sta gridando a terra? Lollino, devi andare tu dall'arbitro, sei tu il capitano, dai! No, ma non la caviglia una volta! Ah, è rigore netto, ciao, andatevene. Rigore netto, rigore nettissimo. Si è messo davanti regolarmente e prende un calcio sulla caviglia, rigore netto. Io non so se vi rendete conto di quanto pesa questo pallone. Non vi rendete conto di quanto pesa il pallone, il capitano. Cioè, tutti voi state male in questo momento. Tutti voi state male come me. Tutti voi, fragili mentalmente, siamo noi, nemmeno loro. Siamo noi. Lo sapevo. Ma era letto. E purtroppo era letto. Non ne ha sbagliato uno nelle ultime 5-6 volte che ha tirato ed era letto, era proprio scritto proprio nel destino, non era così. Lo sapevate tutti, lo sapevo anche io. Tu fai il saltino, no? Quello si è buttato e tiro la centrale. Elmas! Abbiamo fallito proprio. Fallito. Se il primo tempo era equilibrato, il secondo tempo è stato loro e quindi non ho niente da dire perché così è. Adesso teniamo uno strano 3-4-3 con a centrocampo Insigne, Elmas, Zielinski, Politano e in attacco Llorente, Mertens e Ciuchi. Zielinski sveglia! Non è ancora finita! La doccia dopo! Perso la testa dopo il rigore, perso la testa, senza dubbio. Senza dubbio. Fragili mentalmente, la canzone che uscirà domani ufficialmente. Maronami Malolas! Dove vai? Ma si vedeva da prima, dai primi due tocchi, fuori gioco. Ospina, fuori gioco. Mamma mia, Insigne, mamma mia. Dai, sfruttiamo un'ultima azione per sfizio. Dai Politano, punta. Eccolo. Ospina, mamma mia. È pazzo, è impazzito. Torna a porta. Dai Politano, dai, mettila bene. Dai, c'è. No, non ci posso credere. L'avevamo pure fatto, non ci posso credere. Guarda là che ammazza, stavolta che la da parte mamma mia. E ci sta, ovviamente. Proprio quadrato, perché quello che deve essere negativo il giorno prima, che ovviamente deve chiudere la partita perché non c'è dubbio. Ragazzi, ci vediamo live perché noi ci mettiamo la faccia. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ho poco da dire, ho molto da dire, ma la partita loro l'hanno vinta bene. Complimenti agli avversari, si possono fare. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.